vantaggio degli ospiti al 22esimo minuto. Siamo col presidente Mauro Marchetti della Mauro Maccarese. Allora presidente, un risultato forse esagerato, bugiardo rispetto a quello che abbiamo visto soprattutto nel primo tempo, però insomma alla fine ha vinto la squadra più forte. Sì, la squadra era nettamente più forte, il primo tempo è stato un po' combattuta, poi siamo calati, si è fatto male sia il centrale che l'esterno, abbiamo un po' sofferto, però loro sono superiori anche dal risultato, si è visto. Noi abbiamo questo nuovo gruppo che è già la seconda partita che facciamo insieme, speriamo che le prossime partite, avendo fatto un pochino di partite insieme, riusciamo a fare risultato positivo. Sì, è la quarta partita consecutiva in cui non riuscite a trovare la vittoria e comunque per riprendersi ora cosa serve? No, abbiamo fatto un gruppo nuovo, tutta la vecchia squadra non c'è più, ma c'è una squadra nuova, sicuramente si vedranno i risultati dalla prossima o magari vada tra due partite, ecco, questo ormai siamo alle porte di risultato positivo. E come obiettivo stagionale si sente di di dare un limite o comunque un... Ma questo lo vediamo partita per partita, l'obiettivo nostro era arrivare in alto, ora vediamo dove possiamo arrivare. Va bene, grazie Grazie a Presidente, lei, in bocca al arrivederci. lupo.